una puntata sicuramente emozionante, toccante, ma soprattutto anche di analisi del territorio. Screenshot serve anche a quello, andare proprio a focalizzarsi sui temi che riguardano l'attualità. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il disastro idrogeologico che ha sconvolto una delle zone più belle dell'Italia, Ischia. Morti, purtroppo, insomma, lì si paga ancora lo scotto dell'abusivismo edilizio. Situazioni che non hanno nulla a che fare con il Friuli Venezia Giulia, ma il rischio, adesso io lo chiederò al direttore generale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, il dottor Amedeo Aristei. Grazie innanzitutto per aver accettato la nostra intervista. Possiamo stare tranquilli in Friuli Venezia Giulia? Ma diciamo che il nostro territorio sicuramente è mappato dal punto di vista del rischio idrogeologico, nel senso che abbiamo evidenza di quelle che sono le diverse diciamo, soglie di rischio. E ciò non toglie che sicuramente un evento molto violento e concentrato, come sempre di più stanno diciamo, arrivando sul territorio nazionale o comunque anche di questa regione, può determinare delle situazioni di rischio magari più elevato anche rispetto a quello che la stessa mappatura prevede, perché naturalmente certe quantità di pioggia che cadono su un terreno che magari può anche essere già saturo, possono determinare delle condizioni anche che vanno al di là della prevedibilità. Ecco, quindi da questo punto di vista lei di esperienza ne ha tanto, ha visto tanti avvenimenti purtroppo anche impietosi negli ultimi periodi. Quali sono le zone che potrebbero essere maggiormente a rischio e soprattutto, visto la tecnologia, visto il pool di tecnici, di ingegneri esperti, cosa è possibile fare per salvaguardare questo territorio e l'incolumità dei cittadini? Ma allora, diciamo che le zone più a rischio sono sicuramente quelle montane e la costa, dove tuttavia negli ultimi anni abbiamo anche investito molto per limitare, calmierare questo rischio e soprattutto grazie ai fondi che sono arrivati a seguito delle emergenze Baia, e adesso partirà tra poco anche un ulteriore stanziamento tranche per l'emergenza 2019. Quindi abbiamo investito molto nei territori che sono stati colpiti dagli eventi più violenti e gli effetti di questi interventi si sono visti, perché in seguito a successivi eventi siamo comunque riusciti a contenere, limitare i danni che diversamente sarebbero stati sicuramente più consistenti. Quindi tanti interventi fatti sul territorio, tanti soldi spesi e se ne sono visti anche gli effetti. Tutta la montagna e tutta la costa sono a rischio o ci sono delle zone in cui il rischio è maggiormente marcato, dottore? Ma noi abbiamo visto, specialmente negli ultimi anni, che le parti più colpite dagli eventi sono, e quindi più esposte a rischio, sono quelle della pedemontana della regione, quindi le prealpi Carniche e le prealpi Giulie, perché diciamo, sono il primo fronte che si scontra con le perturbazioni in arrivo e quindi sono le zone più colpite dagli eventi diciamo intensi. Poi naturalmente anche tutta la parte montana è molto fragile, ci sono dei territori che presentano per le loro caratteristiche diciamo, elementi di elevata fragilità che quindi in caso di fenomeni intensi possono determinare effetti franosi piuttosto che eventi alluvionali. Per quanto riguarda la costa? Ma per quanto riguarda la costa, abbiamo visto anche recentemente che le località più colpite sono sicuramente Grado, dove l'esposizione anche a causa insomma, del livello che ha rispetto al livello medio marino, quindi la espone ai fenomeni dell'alta marea. Poi Grado, oltre a Grado abbiamo anche Lignano e abbiamo anche Trieste, Muggia e anche la parte di Duino, cioè tutte le zone abitate a ridosso della costa.
Ecco, il mare, con queste appunto mareggiate, sta erodendo la nostra costa. Rischiamo nei prossimi anni di non avere più le nostre spiagge. Cosa ne pensa? Beh, sicuramente vanno messi in campo degli interventi che consentano la salvaguardia delle nostre spiagge, perché naturalmente i fenomeni sono sempre più intensi e sempre più frequenti. Quindi assolutamente bisogna mettere in campo dei lavori, delle opere che consentano la protezione delle nostre spiagge, perché altrimenti assisteremo a delle continue erosioni e a delle continue necessità di ripascimenti. Dopo quello che è successo a Ischia, direttore, c'è una maggiore consapevolezza, non perché non l'avete fatto sicuramente prima, anzi la Regione Friuli-Venezia Giulia col suo pool di tecnici è sempre stata molto accorta e attenta, ma c'è una maggiore consapevolezza del rischio, cioè farete ancora delle indagini, degli approfondimenti sul territorio per scovare quelle criticità che magari diciamo negli anni scorsi o negli ultimi mesi erano state maggiormente prese in considerazione. Ma diciamo che un evento così intenso e così repentino può mettere in crisi qualsiasi territorio. È chiaro che se il territorio è anche vulnerabile, allora l'evento porta dei danni. Noi, come dicevo prima, siamo consapevoli di quelle che sono le zone di maggiore criticità dal punto di vista idrogeologico e di conseguenza poniamo molta attenzione qualora i fenomeni dovessero interessare queste zone. Questo lo facciamo attraverso il nostro monitoraggio, abbiamo un radar che è attivo su questa regione con la possibilità di seguire la perturbazione, i fenomeni minuto per minuto e capire gli accumuli che si verificano appunto sulle zone colpite maggiormente dall'evento e quindi possiamo immediatamente allertare anche il nostro sistema di protezione civile per intervenire nel caso in cui ci fosse un fenomeno di dissesto o qualsiasi problematica sul territorio. Lei parlava che la tecnologia e gli esperti svolgono una funzione importante nella prevenzione di determinati, almeno ti dicono attento che sta per succedere qualcosa, perché a Ischia questo non è successo, cioè se è continuato, secondo lei, usciamo un po' dalla regione Friuli Venezia Giulia, a costruire negli anni in maniera abusiva, pur essendo consapevoli che prima o poi la montagna sarebbe franata, avrebbe creato un disastro scendendo insomma fino al mare. Ma come ho detto prima, fenomeni così violenti, così repentini possono innescare diciamo delle attività franose in qualsiasi punto della regione in cui avvengono. Naturalmente, se il territorio, come quello di Ischia, è particolarmente vulnerabile, ecco che si può naturalmente innescare questo fenomeno in qualsiasi punto, perché è piovuto molto in quella parte dell'isola, però se il fenomeno fosse stato in un'altra parte, magari si sarebbe innescata la frana in un'altra zona. Non è che è avvenuto lì perché lì era particolarmente vulnerabile, ma perché lì è stato colpito dall'evento con quell'intensità. Noi sappiamo che poi anche nelle zone insomma, limitrofe a dove è avvenuto l'evento c'erano delle aree potenzialmente pericolose, però l'evento ha colpito quella zona e il fenomeno c'è stato in quella zona. Questo naturalmente può avvenire in qualsiasi parte del territorio italiano e del territorio della regione e naturalmente dove c'è sotto una fragilità ci possiamo aspettare delle problematiche importanti che naturalmente noi siamo pronti a gestire e che naturalmente grazie agli interventi che sono stati fatti nel tempo abbiamo potuto in qualche modo calmierare. La convivenza invece con i corsi d'acqua, abbiamo visto 20 anni fa, ed è stato ricordato nei giorni scorsi, l'alluvione che ha stravolto e ha sconvolto Eco Pordenone. Con i corsi d'acqua bisogna convivere, non è che lo puoi deviare oppure bloccare. Ecco, direttore, che cosa come regione riuscirete o potrete fare in futuro per agevolare la convivenza tra i pordenonesi, ma anche chi vive nell'Udinese, nell'Isontino, appunto nella fascia ecogiuliana e soprattutto i loro corsi d'acqua? Ma come si ricordava anche nel corso dell'evento, molto è stato fatto
e non siamo più nella situazione di 20 anni fa, perché sul Pordenonese è stato completato l'invaso di Ravedis, che consente appunto di creare un bacino di laminazione e contenere una quantità importantissima di acqua che altrimenti sarebbe, diciamo, si sarebbe riversata sulla pianura pordenonese. L'altra cosa importante che è stata fatta è la diaframmatura degli argini, e questo consentirà di non avere più la rottura dell'argine, ma eventualmente solamente lo straripamento con un argine che comunque tiene. Quindi quello che è successo 20 anni fa, a parità di fenomeno, non si ripeterebbe oggi. È chiaro che però se il fenomeno diventa più importante e continua a piovere una volta che i bacini di contenimento sono pieni, i problemi ci possono essere, però comunque non siamo, ripeto, in quella situazione, perché gli argini non cederebbero perché sono diaframmati. La stessa cosa l'abbiamo fatta sul tagliamento. Anche lì c'erano dei problemi importantissimi, rischi importantissimi di cedimenti argini che sono stati appunto calmierati anche nel corso poi degli interventi VAIA. Abbiamo proseguito questo intervento di diaframmatura che consente alla città di Latisana comunque di non avere un cedimento dell'argine in corrispondenza dell'abitato, e quindi eventualmente c'è un superamento diciamo, dell'argine, ma assolutamente non c'è il cedimento con tutto quello che ne consegue. Direttore, intanto grazie, si chiude qui la prima parte di Screenshot. Rimanete con noi direttamente dalla sede della Protezione Civile di Palmanova del Friuli Venezia Giulia, perché nella seconda parte parleremo con il vicepresidente Riccardo Riccardi, che insomma ci spiegherà gli investimenti che sono stati fatti e soprattutto cosa la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà fare nei prossimi anni per ancora mitigare situazioni che sono altamente a rischio. A tra poco. Io ringrazio il vicepresidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che tra altre cose ha la delega alla protezione civile. Grazie vicepresidente per aver accettato questo invito. Grazie a voi. Che cosa insegna la questione di Ischia e soprattutto il livello di pericolosità nella nostra regione? È marcato oppure possiamo stare abbastanza tranquilli? Beh, insegna che la natura è imprevedibile e quindi tu devi cercare di fare delle misure di prevenzione solide. È un lavoro che questa regione fa da molti anni. Abbiamo visto cosa è successo nei dettagli a Pordenone 20 anni fa, proprio in questa occasione importante che è stata organizzata al Teatro Verdi, e io credo che non sia passato sotto l'attenzione di nessuno quanto l'evento del 2002 in termini di dimensione è stato più o meno la stessa dimensione di quello che è accaduto con Vaia 20 anni dopo. E quindi è chiaro che se noi dovessimo dire l'effetto che ha prodotto 20 anni dopo è un effetto figlio del lavoro che c'è stato nei 20 anni. Quindi procedure di governo del rischio alluvionale, molti investimenti, molte opere realizzate. Io penso che questa regione abbia fatto un lavoro importante, l'ha fatto senza distinzione di appartenenza, nel senso che tutte le giunte regionali, indipendentemente dalle maggioranze che le sostenevano, hanno continuato ad investire. Dopo il 2002 io ricordo la Val Canale, ricordo quello che abbiamo vissuto con Vaia, poi abbiamo vissuto tante altre piccole, poi non sono mai piccole per chi poi viene colpito, ma in termini di dimensione è chiaro che insomma viviamo, soltanto Vaia è stata oltre 1 migliaio di cantieri, circa 400 milioni di euro di investimento di opere. Poi quando andiamo a vedere quello che succede, ricordo la Val Settimana, se è una delle cose che possiamo ricordare dell'ultimo periodo,
ogni volta che succede qualche cosa, quando ci alziamo per andare con gli elicotteri per andare a verificare la ricognizione di quello che accade, diciamo la prima considerazione che esce, meno male che nel corso degli anni abbiamo realizzato questi investimenti, perché altrimenti i bilanci sarebbero diversi. Questo significa che siamo in sicurezza, no? Non puoi dire che sei in totale sicurezza, però puoi dire che c'è un grande lavoro che è stato fatto e quindi le condizioni di sicurezza sicuramente sono molto diverse, quindi migliori rispetto al passato. Poi la fragilità di un territorio è nota. Noi è chiaro che abbiamo dei punti critici maggiormente rilevanti, sono quelli della nostra montagna e quella delle coste, perché anche le coste ovviamente sono uno dei fenomeni di fragilità che abbiamo. A proposito di questo, noi stiamo facendo un lavoro che proprio nei prossimi giorni verrà perfezionato con l'Università di Trieste, dove faremo un'analisi puntuale dei punti di crisi delle coste, cercando di capire anche quali sono gli interventi più urgenti, oltre a quelli che sono stati fatti molti nel corso degli anni. Quindi è un lavoro che va avanti, è un lavoro che non finisce, è un lavoro che prosegue ed è un lavoro che secondo me insomma, la Regione ha fatto diligentemente nel corso di questi anni. Assessore, si diceva prima 8 anni, 7-8 anni da assessore alla protezione civile, gli ultimi 5 anni sono stati impegnativi per la questione Covid, ma soprattutto anche per altri disastri che hanno caratterizzato il nostro territorio. Il Presidente Federica in un'intervista diceva: tanti interventi sono stati realizzati, tanti ancora li dovremmo realizzare. Ecco, guardando un po' il nostro territorio variegato, dalla montagna al mare, lei che cosa ha visto e soprattutto che cosa prevede per il futuro? Beh, non ti puoi fidare ciecamente della natura, devi continuare a lavorare, poi sai, il cambio climatico ha avuto un impatto importante, quindi è chiaro che tu devi continuare a fare quell'attività di prevenzione, cioè devi cercare di capire quali sono le condizioni che accadono prima. Devo dire che anche in questi ultimi 5 anni, dove oggettivamente è successo di tutto, perché siamo partiti con Vaia, siamo entrati dentro la pandemia, ci è arrivata una guerra e non abbiamo mai visto un impatto rilevante come gli incendi che abbiamo visto, quindi insomma, qui è capitato veramente di tutto. Abbiamo continuato a fare questo lavoro, l'abbiamo fatto andando nelle Marche con l'alluvione, siamo andati in Croazia col terremoto, abbiamo seguito le regioni del sud che nell'estate precedente a questa erano state duramente colpite. Io custodisco gelosamente una bellissima lettera del presidente della regione siciliana, che oggi è il ministro della protezione civile, per il sostegno che i nostri ragazzi hanno garantito in quella terra. Quindi noi dobbiamo far tesoro di quello che è accaduto, non dobbiamo dimenticare i valorosi volontari, tra questi io non dimentico mai Elena Luca, che è caduta nel servizio proprio dell'antincendio boschivo. Dobbiamo lavorare sul fronte della formazione dei volontari, dobbiamo continuare a investire, a fare opere di protezione, dobbiamo lavorare nella cultura della prevenzione, in particolare nei confronti dei giovani, dobbiamo proseguire nella implementazione di tutte quelle dotazioni tecnologiche che dentro questa struttura Palmanova, spesso anche sconosciuta, a volte anche criticata da qualche imbecille, questa non manca mai, si semplifica dicendo si spendono molti soldi, sì, ma questi soldi sono soldi che fanno a beneficio della sicurezza delle persone. Qui dentro ci sono dei professionisti che hanno la possibilità di avere delle tecnologie all'avanguardia. L'ultime di queste, anche che abbiamo esaminato, riguardano l'analisi dell'impatto sulle valanghe, no, quello è un altro aspetto non banale. Ci sono dei professionisti di grande qualità che sono nelle condizioni di dirti ragionevolmente, naturalmente la certezza non c'è nessuno, gli eventi che possono capitare, quindi dare le allerta, dare queste condizioni che ci preparano agli eventi che Madre Natura insomma, ti dà. Questo è un dato del quale devi tenere conto e devi continuare nella lezione
che Giuseppe Zamberletti ci ha lasciato, quella di cercare di fare le cose prima per non doverle fare dopo. Sono delle dinamiche diverse. Ischia, si parla di catastrofe ma dovuta all'abusivismo edilizio. In Friuli Venezia Giulia fortunatamente non abbiamo di questi problemi, però le dinamiche, lo diceva anche lei prima, 20 anni fa il disastro che ha sconvolto forse per la prima volta, ecco, Pordenone. È possibile mettere in sicurezza le nostre città da questo rischio marcato? Ad esempio Pordenone deve convivere con il Meduna da una parte e il Noncello dall'altra. Ci sono altre aree, per esempio nell'Isontino, ecco, fortemente segnate e marcate insomma da questo rischio. Ecco, Presidente, quando però bisogna investire, si parla di milioni che sommati diventano miliardi, ecco, di euro. Che cosa fare insomma per mettere in sicurezza territori che con i fiumi ci devono convivere soprattutto, e con le montagne anche, e col mare, insomma, ovviamente lo diceva anche lei prima. Bisogna continuare a investire, bisogna continuare a investire in strumenti di allerta, di monitoraggio, perché guardi che il comportamento delle persone, l'educazione delle persone davanti a questi eventi non è una cosa banale, è un elemento determinante sulla capacità di resistere, di gestire eventi di questo genere. E poi bisogna investire in opere, ed è quello che prevalentemente la Regione fa con la sua direzione della protezione civile, con la sua direzione dell'ambiente. E poi bisogna anche essere un po' rigorosi rispetto anche alla realizzazione di edificazioni che a volte bisognerebbe essere un po' più prudenti nel momento in cui accadono. Probabilmente non è il caso nostro, ma insomma semplificare. Io adesso non voglio dare dei giudizi, dico solo che i dati che ho a disposizione mi dicono che a Ischia ci sono 62.000 abitanti, ma ci sono 28.000 domande di condono. E questo è un tema, no? Cioè anche insomma, la coerenza che nel tempo è cresciuta molto nella sensibilità della pianificazione. La pianificazione, dire di no non è un capriccio, dire di no a uno che trasforma la destinazione urbanistica di un terreno. Ma la destinazione urbanistica di un terreno non è soltanto la possibilità di edificare, è di farlo in sicurezza, magari non pensando che poi alla fine se non lo fai adeguatamente in sicurezza l'impatto idraulico non è una cosa, non è un capriccio dell'ingegnere che ti dice guarda che lì forse è un po' pericoloso che tu lo faccia. Insomma, io devo dire, noi viviamo in una regione dove insomma, questi casi non sono nemmeno paragonabili a quel che accade da altre parti, però questo è un altro tema. La rigorosa applicazione di quelli che sono gli strumenti di pianificazione che ti dicono dove puoi fare le cose, dove non puoi farle o dove puoi farle a certe condizioni, è un fatto importante, no? Probabilmente molte cose che abbiamo visto non sarebbero accadute, non avrebbero avuto l'impatto che abbiamo registrato. Probabilmente, questo non spetta a me dirlo, io non faccio il magistrato, non sono io che devo stabilire questo, però insomma, diciamo che il rigoroso utilizzo del territorio è un aspetto che insomma, lo senti poi quando produci effetti di questo genere. Vicepresidente, veramente grazie per la sua disponibilità, sarà un piacere parlare con lei di ulteriori situazioni, sperando di non dover raccontare catastrofi che segnano da vicino ancora la nostra regione. Grazie ancora. Grazie a voi. Chiudiamo qui allora l'intervento col vicepresidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi ovviamente. Grazie anche a voi per l'attenzione.